Conferenza stampa stamani del procuratore aggiunto Salvatore Vella e dei Carabinieri per illustrare l'operazione partita dal comando provinciale che hanno sottoposto agli arresti domiciliari l'assessore dimissionario con delega all'urbanistica e ai rifiuti al servizio idrico integrato del comune di Naro. L'accusa è del tentativo di indebita induzione a dare o promettere somme di denaro. Il provvedimento emesso a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento fa riferimento a una serie di pressioni esercitate dal pubblico amministratore nei confronti del titolare della ditta concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti, al fine di ottenerne la promessa di stipula di un contratto di guardiania per oltre 65.000 euro annui a favore di un compiacente istituto di vigilanza privata del Palermitano. Velate minacce di provvedimenti sanzionatori a fronte di generiche e fantomatiche mancanze nell'assolvimento del servizio di raccolta, nonché allusioni a possibili danneggiamenti dei mastelli destinati anche alla raccolta differenziata. Queste le armi utilizzate per ottenere la firma del contratto. Alle prime luci dell'alba, i carabinieri della compagnia di Licate e della stazione di Naro, in esecuzione a un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Agrigento, hanno posto gli arresti domiciliari all'assessore. Il provvedimento restrittivo è stato messo a termine di immediate e meticolose indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento, sviluppate dai Carabinieri, subito dopo aver ricevuto la denuncia del titolare della ditta concessionaria del servizio di raccolta di rifiuti del comune di Naro. La vittima aveva raccontato ai militari di aver subito indebite pressioni da parte dell'assessore. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento ed effettuate mediante microspie e analisi della documentazione hanno successivamente consentito di fare piena luce sulla vicenda e di far emergere le responsabilità dell'amministratore pubblico. Al via l'operazione a Naro, un'operazione che si è conclusa in tempi brevi e che ha visto anche il coinvolgimento di un assessore comunale. Purtroppo la politica ogni tanto ci regala degli aspetti negativi in questa terra. L'indagine nasce da una denuncia di un imprenditore che è stato accompagnato da un presidente dell'associazione anti-racket di Gela a cui lo stesso apparteneva. La denuncia è stata presentata direttamente ai carabinieri della compagnia di Licata che unitamente alla stazione dei carabinieri di Naro hanno svolto le indagini in maniera molto veloce. Il gruppo specializzato in reati contro la pubblica amministrazione della Procura di Agrigento ha dato tutto il supporto necessario, è stata effettuata un'attività tecnica di intercettazione ambientale che ha riscontrato quanto era stato denunciato e oggi, a meno di un mese dall'ultima richiesta illecita, abbiamo l'esecuzione di una misura di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP. L'Arma dei Carabinieri sempre impegnata in prima linea anche a Naro, se ci può raccontare qualcosa in merito alla velocità delle indagini che avete svolto? La velocità delle indagini è connessa alla fiducia che conquistiamo quotidianamente sul territorio, perché i cittadini che vengono a denunciare, prima di tutto si instaura un rapporto fiduciario con i militari che raccolgono la denuncia e poi successivamente svolgono con professionalità tutta l'attività investigativa che c'è dietro, che seppur è stata molto veloce, perché parliamo di poco più di un mese di attività investigativa, ha portato dei risultati che sono evidenti ed importanti per un territorio dove, come diceva anche il dottor Vella, spesso si ricorre all'esposto anonimo piuttosto che mettere la faccia in prima persona.